Senta, ma più buono il vino di Toscani che il Prosecco? Non l'ho mai assaggiato, quello di Toscani. Da una Treviso patria del vino, il messaggio lapidario al fotografo ritornato a Treviso. Quasi un SMS breve e conciso quello di Luca Zaia, che nel giorno in cui presenta il logo della Superlista con Gentilini a sostegno di Mario Conte nella corsa alle amministrative in città, non scorda che domani sarà a Verona, alla 52esima edizione del Vinitaly, per aprire lo stand veneto. E dopo l'ira dei consiglieri regionali del Carroccio contro le ultime polemiche di Toscani, dal prosecco industriale ai veneti da educare nel bere, il governatore cerca di spegnere le luci della ribalta. Ma guardi, io non parlo assolutamente, non faccio pubblicità a chi la sta cercando. Così lo sguardo va a Verona, dove si sta per aprire un'edizione da record e non solo per la produzione in campo. Atteso come sempre il gotha della politica, da Salvini a Di Maio, che Toscani vorrebbe si ubriacassero per trovare un accordo di governo, passando per Gentiloni. Il contorno di VIP non mancherà, ma come sempre il protagonista alla fine sarà il tesoro versato sui calici. Nasce in Veneto perché siamo la prima regione d'Italia per la produzione di vini, con 11 milioni di ettolitri, l'Italia è il primo produttore mondiale. Questo è quello che bisogna ricordare. Noi abbiamo 52 denominazioni e quindi grazie a tutti i produttori veneti, perché assieme al vino si fa anche turismo del vino e territorio del vino, e quindi abbiamo delle località che hanno degli incrementi di turismo paurosi, esempio Prosecco.